Tutte le 21 salme, non più sotto l'autorità giudiziaria, attualmente custodite all'ospedale di Mestre in attesa del rimpatrio. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi segue personalmente questa vicenda anche nel prosieguo dei momenti della tragedia e quindi si fa fatica, dicevo, a creare tutte le condizioni per rasserenare questo contesto in cui le salme devono essere rimpatriate. Questo è il nostro compito in questo momento. All'Angelo 5 i feriti della tragedia del bus, di cui 3 in rianimazione e 2 in reparto. Ma una paziente è stata trasferita per pertinenza del centro Gandusstioni a Padova, quindi sono 3. Di questi 3 pazienti solamente una paziente è in condizioni critiche, pur instabilità, però rispetto alle altre 2 è sicuramente una prognosi più riservata. E poi ci sono un ferito ad Oleg e uno a Milano. A Mestre, in visita ai feriti, anche il console generale ucraino Andriy Kartish racconta come di 3 nuclei familiari composti da 8 persone ne siano rimasti soltanto 3. Tutti scampati dai territori di guerra di Kiev e del Donetsk, avevano trovato riparo come rifugiati in Croazia. Da qui erano partiti per una gita a Venezia di un paio di giorni, da dove avrebbero dovuto fare rientro il giorno seguente la strage del bus. Ieri, questi giorni, abbiamo parlato con un parente di una vittima, una cittadina che è morta, e proprio al momento del nostro conversazione al telefono è cominciato il bombardamento. In Ucraina, sì, in Ucraina, e lei era caduta. 9 i morti di nazionalità ucraina, di cui un'intera famiglia sterminata, la bimba di 1 anno e mezzo, i nonni, la mamma, solo il padre sopravvissuto, ma ancora non sa di aver perso tutti i suoi veri più grandi. Nei suoi occhi che cosa è rimasto impresso in questi giorni di queste persone in cura da voi? Allora, io ero presente nel momento in cui è avvenuto il grande arrivo dei pazienti e c'era chiaramente una situazione di grosso stress per questi pazienti. Per quelli che abbiamo dovuto rianimare chiaramente era una pertinenza più nostra, il paziente non aveva una coscienza di quello che succedeva. Chiaramente noi siamo abituati a gestire momenti così critici, però ogni volta è un momento di grossa tragicità.